Autorità religiose, civili e militari, pubblico in sala, al pubblico che ci segue in streaming, un caloroso benvenuto da Palazzo De Nordis. Ci troviamo nella Galleria De Martis e oggi stiamo per scoprire un quadro, una tela meravigliosa dal valore inestimabile di Tiziano Vecellio. Un'operazione congiunta che il Comune di Cividale ha potuto realizzare grazie al supporto di diversi enti. Qui con noi oggi si avvicenderanno le persone che hanno contribuito a far sì che la cultura cividale abbia un valore così importante. Il quadro di Tiziano è arrivato qui grazie a un collezionista che oggi non è qui e che salutiamo, l'architetto Giuseppe Alessandra, che attraverso il curatore della Galleria De Martis, il dottor Stefano Cecchetto, che invece è qui con noi, ha accettato di prestare gratuitamente per un mese questa opera meravigliosa. Si tratta probabilmente dell'ultima tela che Tiziano ha dipinto, un autoritratto che in realtà però racconta di San Gerolamo Penitente. E qui con noi oggi Don Livio Carlino, che ci parlerà di chi era, della vita di San Girolamo, e poi concluderemo naturalmente con il direttore artistico di tutta l'operazione, che è il dottor Stefano Cecchetto. Io però adesso mi sento assolutamente in dovere di ringraziare sinceramente la Banca Ter Credito Cooperativo FVG, nella persona del vicepresidente, che chiamo qui per un suo indirizzo di saluto, che ha accolto con grande entusiasmo questa nostra richiesta, e quindi prego, dottor Zamò, a lei la parola. Non funziona, sì, funziona. Ho avuto un momento di defiance. Bene, buonasera a tutti, grazie dottoressa Zampulli. Io dico sempre che le banche di credito cooperativo operano sul territorio, quindi nel numero 2 del nostro statuto, e quindi lo facciamo proprio perché c'è scritto che noi dobbiamo supportare le nostre comunità dal punto di vista, prima c'è la cultura, poi c'è la parte sociale e la terza la parte finanziaria. Quindi questo è un po' il nostro mestiere. Io ringrazio in particolare qui presente, nonché l'amministrazione, perché ci ha dato questa possibilità. Spero anche che sia un inizio di collaborazione, visto che mi ha già prospettato altri eventi, e quindi noi saremo ben felici di essere di nuovo sponsor di tutto quello che potrà accadere a Cividale. Qui ci sono alcuni rappresentanti della banca, tra cui il direttore La Cara della filiale, e quindi io ringrazio anche loro perché sono stati i primi a renderci noto di questa occasione, e ringrazio anche, non è presente, Angelo Zanutto, che è il nostro ex direttore generale, che ci ha dato la possibilità di conoscerci e quindi di poter sviluppare questo nuovo sodalizio. Grazie e complimenti. Grazie dottor Zamò, è importantissimo quello che ci ha detto, è anche un auspicio fondamentale poter sapere di contare davvero su istituzioni che comprendono il valore e l'importanza di una città come Cividale del Friuli, che ha nel tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio artistico. La galleria che oggi visiterete, oltre alla bellezza del quadro, offre altri quadri di valore inestimabile. Ricordiamo che è frutto di una donazione da parte di Giancarlo De Martis, che salutiamo e che aspettiamo presto qui per presentare anche a lui in presenza questa opera meravigliosa di Tiziano. Il suo gesto di mecenatismo è stato per la città di Cividale un gesto importantissimo, e dopo 40 anni di vita da imprenditore in questo territorio ha voluto così dimostrare la sua stima a Cividale e a tutti i suoi cittadini. La cosa fondamentale da dire è che questa operazione è importante non solo per la città di Cividale, ma ha una ricaduta sul territorio di tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Come ben sapete, sono migliaia i visitatori che arrivano qui per visitare naturalmente i nostri musei, che sono la storia della nostra città, ma che dal 2000 trovano anche un museo di storia di arte moderna e contemporanea. Quindi un grazie sempre a Giancarlo De Martis, che non possiamo dimenticare e che salutiamo da qui. Adesso però
Adesso però inviterei qui sul palco Monsignor il Don Livio Carlino, che ci parlerà di San Girolamo ed è il soggetto del quadro. Prego Don Carlino, a lei il palco. Buonasera a tutti voi. Buonasera a tutti voi. Parlare di San Girolamo vuol dire passare tutta la serata qui davanti non solo ad un quadro, ma a una storia e a una vita di un uomo molto importante. Siamo nel 347, secondo alcuni studiosi, l'anno della sua nascita. Nasce a Stridone, in Dalmazia, e nasce da una famiglia cristiana, ma lui non è battezzato. Riceverà il battesimo solo nel 366 e di se stesso dice una frase in latino che dice il suo carattere: parce mihi domine quia dalmata sunt. Pace mio Signore, perché io sono dalmata. E come dalmata aveva un carattere molto focoso. Erano proverbiali le sue sfuriate contro gli eretici o contro coloro che nella Chiesa non erano conformi nella loro condotta alla parola del Vangelo. Girolamo era un uomo di studio. In uno suo scritto si parla di lui, dice: non so se nostro Signore mi flagellerà per il mio essere ciceroniano e il mio essere cristiano. Studioso di Cicerone, studioso del latino, di questa lingua che è stata importantissima nella sua storia e nella sua vita. La sua vocazione era quella monastica, diremo oggi, o quella mistica del deserto, nella preghiera, nella meditazione, ma fu chiamato da Papa Damaso a Roma. Ma prima di andare a Roma passò per Aquileia, e di Aquileia parla del chorus Beatorum dei presbiteri di Aquileia, cioè parla di questi preti presbiteri insieme al vescovo Valeriano ad Aquileia, che erano una vera comunità di presbiteri che curavano la vita, la storia, la fede all'interno di questa terra. Ha dedicato molti dei suoi libri poi a dei personaggi della nostra Chiesa aquileiese. Papa Damaso lo invita a tradurre, diciamo così, i testi sacri, a prendere in mano i testi sacri. Perché? Perché i testi sacri allora erano in lingua greca, c'era una prima versione in lingua latina dei 70, ma non c'era ancora una versione ufficiale. Girolamo sta un po' a Roma, ma poi a un certo momento la sua vocazione mistica lo porta ancora nel deserto, verso la Terra Santa, e si stabilisce con un monastero, in un monastero da lui fondato, ma lui viveva in una grotta a Betlemme, e lì passa tutta la sua vita fino al 420, quando muore a Betlemme. Cosa fa? Traduce la Sacra Scrittura, quella che noi chiamiamo la Vulgata, dalla lingua greca, dalla lingua latina, dalla lingua aramaica, la traduce tutta nella lingua latina. Il testo della Bibbia Vulgata è ancora alla base di ogni traduzione della Sacra Scrittura, sia essa in italiano che in Swahili o in altre lingue che che ci sono in questo mondo. È un testo base, la Vulgata. Lui traduce, ma non traduce così prendendo qua e là, va a cercare le fonti, gli testi più antichi, e a contestualizzare anche tanti testi che lui prende in considerazione. Ma questo suo lavoro, che è immenso, credo, tradurre la Sacra Scrittura non è che sia una cosa facile. È morto sì nel 420, perciò era anche abbastanza vecchio, ma non faceva solo questo, era anche un uomo penitente. Io non l'ho visto nel quadro, ma vedevo qui ad esempio ha un sasso in mano, che è il segno un po' della sua penitenza,
poi c'è il leone, dovrebbe essere ancora il segno di una bestia feroce a cui ha tolto una spina, tutta una simbologia di questa vita ascetica. Poi lo vedete sempre nudo, cioè non è vestito, lo rappresentano sempre con la parte col torace nudo, la schiena nuda. Anche nelle raffigurazioni che abbiamo qui nel nostro Duomo appare questo, proprio per dire l'ascetismo di questo uomo. Ciò che era importante era quello di raggiungere Dio e di aiutare i cristiani a conoscere la Sacra Scrittura e pertanto di aiutarli ad arrivare ad una esperienza vera e profonda di Dio. Ecco, detta in poche parole, la vita e la storia di San Girolamo. Ancora tutt'oggi a Betlemme, per chi va in Terra Santa, c'è la grotta di San Girolamo, anche se il suo corpo poi è stato sepolto in una delle tante basiliche romane. Noi dobbiamo solo ringraziarlo per questo lavoro che lui ha fatto. Senza San Girolamo forse avremmo perso tanti e tanti testi delle scritture che lui ha riunito e tradotto in latino, da buon ciceroniano, tradotto in latino nella versione così chiamata la Vulgata. Monsignor Livio Carlino per la sua preziosa spiegazione e anche per il tempo che ci è dedicato nella Settimana Santa. Oggi è Giovedì Santo e chiediamo a lui di aspettare ancora un attimo perché tra poco avverrà lo scoprimento di questa meravigliosa opera e ci teniamo alla sua presenza. Adesso però il palco lo lascio al curatore e al direttore artistico dell'operazione Tiziano, ma anche curatore di questa splendida Galleria De Martis, il dottor Stefano Cecchetto. Grazie. Grazie a tutti, buonasera, grazie. Qui stasera stiamo per scoprire, nel vero senso della parola, perché il quadro è stato coperto, come si addice anche alla tradizione di Quaresima e soprattutto della Settimana Santa, col viola. Lo scopriremo e scopriremo un autentico capolavoro del Tiziano tardo. Nell'opera Tiziano si rappresenta in un autoritratto, in una sorta di identità, alterità tra il suo essere artista e appunto si trasforma in San Girolamo. Il quadro è stato realizzato nell'ultimo periodo, quindi Tiziano muore nel 1576, il quadro data 1570-76 perché è stato fatto nell'arco di questi 6 anni. Vedrete una situazione piuttosto crepuscolare, cioè chiaramente Tiziano è alla fine della vita, della sua esistenza e quindi trasforma anche l'ambiente, il paesaggio in qualcosa di crepuscolare, qualcosa che è alla fine. Sceglie il bosco come ambientazione per un rimando probabilmente anche alla selva oscura dantesca e a quello che è appunto l'ignoto e diciamo la non conoscenza di un altrove, di quello che succederà. Il quadro è decisamente un memento mori perché ha tutta la simbologia, la vedrete, il teschio, appunto il sasso come si accennava prima, e questo senso anche di espiazione in qualche modo di una vita che trova nella fine proprio anche il contatto con Dio. Qui c'è anche un po' quello che predicava anche San Girolamo, questa imitatio Christi, in qualche modo, cioè imitare, cioè trascorrere la vita a imitazione di Cristo. La posizione appunto di Tiziano e appunto di Tiziano barra San Girolamo, perché appunto vedrete è un autoritratto che si trasforma proprio in scena teatrale, e è anche inginocchiato proprio come fosse
nell'orto del Getsemani, cioè, perché davanti a lui c'è il crocifisso, cioè lui è inginocchiato con una postura anche di torsione, davanti c'è il crocifisso e rimanda dal punto di vista anche iconografico, la simbologia, anche alle scene appunto della preghiera nell'orto del Getsemani, appunto questo allontana da me questo calice, però qui non c'è il calice giustamente, ma c'è il crocifisso che appunto diventa il referente del dialogo interiore di San Girolamo e Tiziano in questo frangente. Il quadro proviene da una collezione molto importante perché è stato in collezione di Giovanni Testori, che appunto era uno scrittore e un collezionista molto importante nella Milano del Novecento. Adesso è passato nella collezione di Giuseppe Alessandra, che è una collezione tutta centrata proprio sui quadri rinascimentali. Infatti in collezione di Giuseppe Alessandra c'è un quadro di Giorgione, ci sono vari quadri di Tintoretto, tutti con tema sacro o con il tema del ritratto, perché proprio la scelta diciamo anche curatoriale che ha fatto il collezionista per comprare, acquistare questi quadri, averli nella sua collezione, è proprio anche questo fatto di un riconoscere anche un po' se stessi dentro alla grande pittura rinascimentale. Il quadro io lo considero quasi un quadro di devozione, infatti l'ho portato in diversi musei, l'ho fatto esporre in altre situazioni, proprio perché lo ritengo un quadro che parla da solo, cioè bisogna stare lì e guardando si scoprono tutti i piccoli segreti, i piccoli riferimenti iconografici e appunto poi chiaramente è un quadro dove appunto Tiziano cerca un'espiazione verso un qualcosa che è consapevole che andrà ad incontrare e quindi è assolutamente, diciamo, mistico dal punto di vista evocativo. Direi che forse è arrivato il momento di vedere questo crepuscolo, questo bosco, questa situazione di assoluto misticismo. Grazie. Grazie dottor Cecchetto, grazie soprattutto perché il dottor Cecchetto questa sera resterà veramente in disponibilità di tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del quadro, sarà con noi fino alle 10. Come sapete Palazzo De Nordis alle ore 8 aprirà le porte a tutto il pubblico gratuitamente per consentire a tutti coloro che lo desiderano di ammirare questa splendida opera. Dopodiché adesso ci approcceremo allo scoprimento del quadro, dopodiché vi invitiamo a salire al piano superiore, alla stanza molto cara a Giancarlo De Martis, che tratta appunto le opere dell'Est Europa e delle avanguardie russe, dove vi offriremo un vin d'honneur per celebrare questo momento importante. Io ringrazio tutti della presenza e vi invito nella stanza in cui abbiamo esposto, nel boudoir degli impressionisti dell'Ottocento, questo meraviglioso quadro. Grazie a tutti. Se no glielo torno. Sì, bene.
Sì, infatti poi... Fai così? Sì. Sì, qui ci sono appunto, come dicevo prima, i vari riferimenti, appunto, il Tiziano che si autoritrae in questa, appunto, come diceva prima giustamente Monsignore, sempre con la nudità, col torso nudo, e poi appunto il teschio che rimanda al memento mori, cioè proprio a questo senso della fine che sta arrivando e che è consapevole. E poi il paesaggio crepuscolare, cui dicevo, qui c'è un tramonto che porta proprio al discorso proprio della fine. È un quadro importante dal mio punto di vista proprio per questa simbologia e per l'iconografia che si può appunto sviluppare nella lettura proprio dei vari particolari, il crocefisso posto proprio quasi in dialogo assolutamente con Tiziano, sempre con il libro sotto la cosa. Ecco. Il rosso non è il rosso Tiziano che conosciamo, quello proprio dei quadri giovanili, ma comincia a diventare porpora, quindi anche qui cambia il colore, perché cambia anche proprio l'età della vita che si sta appunto avanzando. Sì, sì, infatti, poi appunto c'è questo senso del bosco, cioè del bosco come proprio l'oscurità che si sta preparando, e quindi c'è proprio è proprio una lettura finale cioè della vita. Non è Tiziano di questi soggetti ne ha fatti 5 o 6, uno è a Brera tra l'altro, e poi altri sono in collezioni private in altri musei. È quindi un quadro che non ha avuto committenze come prima invece lui aveva da papi, principi e quant'altro. Sono quadri che lui ha fatto proprio per se stesso, quasi come una sorta quasi di mea culpa, anche per un discorso, cioè sappiamo che appunto Tiziano è stato un artista ben pagato, molto acclamato nelle corti e nelle cose, quindi poi invece in questa fase finale si chiude un po' in se stesso e torna, cioè non ha bisogno di committenze, ma resta per un puro, quasi per un'introspezione personale su se stesso. Ecco. Questa sera il palazzo sarà aperto a tutti gli interessati dalle 10 alle 20.